In occasione del 25° anniversario della sua costituzione, la CEAV, Cassa Edile Artigiana Veneta, ha organizzato un convegno in località peschiera del Garda per fare il bilancio delle attività svolte. Vediamo il servizio. CEAV è stata, ha percorso i tempi all'inizio, quando è nata, ha rotto certi schemi. E i risultati sono ancora attuali in questo momento, però è anche il momento di guardare avanti e gli obiettivi sono da costruire assieme alle parti sociali, perché CEAV è strumento, però CEAV pensa anche di essere pronta, di poter dare un contributo per un'evoluzione del sistema, per un adeguamento alle necessità del momento. Cosa è cambiato in questi 25 anni? Allora, quando siamo partiti le casse edili avevano un compito istituzionale demandato dalla contrattazione collettiva e di acqua ne è passata sotto i ponti. Siamo passati da un ente privatistico, continuiamo ad esserlo in forma privatistica, però ci hanno demandato anche compiti prettamente istituzionali e mi riferisco prevalentemente in questi ultimi 5 anni con le emissioni del DURC, il documento unico di regolarità contributiva, cosa importante che ha fatto emergere soprattutto imprese che non completamente regolari, che ha fatto emergere lavoratori che prima erano in quel settore grigio, si suol dire, e che quindi ha dato impulso alla nostra struttura. Lei saluta questa esperienza ma rimarrà ancora impegnato nel mondo artigiano. Cosa si porterà dietro? Beh, mi porto dietro un'esperienza fantastica, perché un gruppo dirigente come quello della CEAV, che è riuscito ad arrivare a circa 16.000 addetti rappresentati, credo che sia un esempio per tutti e quindi un esempio anche della capacità che hanno parti sociali, imprenditoriali e sindacali di assieme riuscire a fare servizi comuni per tutti e due i sistemi, imprese e lavoratori. Quali sono le caratteristiche della bilateralità artigiana veneta? Io credo che siano quelle della effettiva partecipazione e condivisione dell'obiettivo, che è una cosa evidentemente fondamentale nello sviluppo economico e soprattutto di tutela nei confronti dei lavoratori, che sono poi tutto sommato la parte più debole nel sistema. Credo anche che il legislatore possa e debba fare anche qualcosina di più, diciamo così, per favorire questo sviluppo. È un modello evoluto o c'è ancora da migliorare? Beh, si può sempre imparare, si può sempre migliorare, diciamo che siamo arrivati a un buon livello. L'importante è non tornare indietro.